Quando parliamo di formaggi DOP Italia, ovviamente la prima problematica che è emersa anche oggi durante il forum è quella di raccontare nel mondo la storia di questi prodotti. Da dove si parte secondo la vostra esperienza? Si parte dalla tradizione, dalla conoscenza del prodotto, dalla conoscenza del territorio. Noi facciamo formaggi DOP, in particolare taleggio, gorgonzola e quattraro lombardo, ormai da 100 anni. E è fondamentale, soprattutto all'estero, dove la mia azienda, ma penso anche le altre aziende italiane puntano molto per la crescita futura, spiegare, come si diceva anche nel forum di oggi, il motivo per cui i nostri formaggi in certi casi purtroppo costano di più, quali sono i valori aggiunti, quali sono le problematiche che in Italia in particolare dobbiamo affrontare. Ecco, sarà proprio questa la sfida, riuscire a comunicare a un canadese, a un tedesco il perché acquistare un prodotto tipico italiano con una qualità italiana, e per spiegarlo cosa serve? Serve forse unirsi di più, chiedo. Serve sicuramente unirci di più, serve uscire dalla logica italiana dell'individualismo, serve riuscire a fare delle associazioni di imprese per completare in certi casi anche la gamma dei formaggi italiani che grazie a Dio sono richiesti, ma in certi casi purtroppo non sono ancora conosciuti o comunque non sono ancora conosciuti a fondo. Chi può aiutarvi da questo punto di vista? L'Unione Europea, che cosa? Quello di sicuro. Oggi sono stati parecchi interventi che si rivolgevano all'ex ministro De Castro per chiedere alcuni interventi. Io penso che sia fondamentale comunque imparare a collaborare fra le imprese.